170 osservazioni dettagliate redatte in una settimana di duro lavoro, 8.000 firme raccolte in 2 giorni. Il Movimento 5 Stelle del Veneto cerca di sbarrare la strada alla variante regionale, al PTRC, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Scatoloni di documentazione che è stata presentata in giornata all'Ufficio Protocollo della Regione Veneto. Di fatto una variante, dicono gli attivisti, che guarderebbe poco al paesaggio e alla sua salvaguardia. Viene consentito la possibilità di edificare qualsiasi cosa a discrezione della Giunta, quindi i comuni non hanno possibilità di decidere. Si sa che attorno alle autostrade e agli svincoli si costruiscono capannoni, centri logistici. Si darebbe il via, di fatto, dicono, ad una cementificazione selvaggia anche di siti non inseriti in una lista vincolata. Di fatto consente il via a progetti come Motor City, Veneto City, tutte le grandi opere delle autostrade Pedemontana, Nogara Mare, Romea Commerciale, le tangenziali e la possibilità edificatoria nel raggio di 1 chilometro da tutti i caselli nuovi autostradali e della ferrovia metropolitana. Un esempio emblematico è il caso del comune di Spinea, ma si può estendere anche ad altri comuni. Il 93% del territorio rientrerebbe all'interno dei piani strategici decisi dalla Giunta solamente per i caselli della metropolitana e dell'autostrada. L'intero territorio veneto verrebbe stravolto. Vi sono una serie di infrastrutture, tra le quali anche il prolungamento della 27 e così come anche la Pedemontana Veneta. Vi sono infrastrutture che dovremo capire realmente se sono necessarie o no, ma soprattutto con quali soldi vengono costruiti e su quali debiti verranno posti. Una variante che sarebbe passata inosservata, mentre le osservazioni del Movimento 5 Stelle oggi mirano a riscrivere l'intero piano. Basta che ognuno si guardi per strada e vede capannoni sfitti dappertutto e appartamenti sfitti dappertutto. Allora a chi giova costruire e cementificare?